Sapete qual è la più grande illusione che Venezia regala ai turisti? È quella pietra lì, in mezzo al campo. Voi la guardate e pensate, oh, un pozzo classico, c'è una sorgente lì sotto. Sbagliato. Se scavaste sotto quella pietra non trovereste nessuna falda di acqua dolce, ma solo terreno salmastro. Eppure, per secoli, quella pietra ha assetato la città. Quello che state guardando non è un semplice pozzo, ma una cisterna di filtraggio straordinaria. Bentornati su Venezia e la sua storia. Oggi scopriamo il genio nascosto nel sottosuolo. Dunque, il problema. Venezia sorge sull'acqua, ma non disponeva di falde potabili naturali. Bere l'acqua dei canali significava morte certa. La soluzione? Creare una gigantesca spugna artificiale. Sotto la pavimentazione, i veneziani scavavano una fossa profonda diversi metri, a volte fino a 5. Ma qui sta il segreto. Foderavano l'intero scavo con uno spesso strato di argilla impermeabile, battuta con cura. Questa creava una vasca a tenuta stagna. L'acqua salata della laguna restava fuori, l'acqua dolce restava dentro. Ma come facevano a rendere potabile l'acqua piovana che scorreva sul selciato? Guardate ai lati del campo, ci sono delle caditoie in pietra, chiamate localmente pilelle. L'acqua piovana entrava qui, passava in cunicoli di mattoni e veniva scaricata nella cisterna, riempita con uno strato consistente di sabbia di fiume. La sabbia agiva da filtro naturale, l'acqua l'attraversava lentamente, purificandosi, fino a diventare incredibilmente limpida per l'epoca, pronta da essere attinta dalla canna centrale. Sembra un sistema perfetto, ma la sete era un incubo costante. L'acqua era preziosa e l'accesso ai pozzi era severamente regolato. In molti sestieri l'apertura era scandita da orari precisi, spesso annunciati dal suono di una campana. E nelle grandi siccità scattava l'emergenza. Enormi barconi, chiamati burchi, arrivavano dai fiumi della terraferma carichi d'acqua dolce per riempire artificialmente le cisterne attraverso le caditoie. Questo sistema di sopravvivenza ha iniziato il suo declino definitivo il 23 giugno 1884, con l'inaugurazione dell'acquedotto moderno. Oggi le vere da pozzo restano lì, come monumenti silenziosi. I turisti ci si siedono sopra, ignari che sotto quella pietra si nasconde l'impianto tecnologico che ha permesso a Venezia di esistere. E voi avevate mai notato i tombini di raccolta ai lati? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi a Venezia e la sua storia. Alla prossima!